Oggi nella redazione di QDP News ospitiamo la giovane Giulia Celebrin, Miss appunto QDP News, fascia vinta nel concorso Miss Città Murata a Treviso. Giulia, puoi raccontarci qualcosa di te? Sono Giulia Celebrin, ho 15 anni e studio economia, finanza e marketing qui a Treviso e sono al secondo anno di liceo. Nel tempo libero frequento danza per lo più contemporanea e classica da circa 7 anni e ovviamente quando ne ho l'opportunità mi piace passare le serate a fare i concorsi e shooting. Come sei arrivata a partecipare al concorso di Miss Città Murata? Allora, entrare un po' nel mondo della moda è sempre stato il mio sogno fin da piccola, pertanto mi sono messa su internet a fare delle ricerche per fare le prime esperienze e insieme anche all'aiuto dei miei genitori ho trovato appunto attraverso internet questo concorso e ho deciso di provarci. Che emozione è stata la serata trevigiana e la vittoria della fascia di Miss QDP News? È stata un'emozione unica poiché è stata la mia prima fascia e non me l'aspettavo poiché la mia età prematura non pensavo di arrivare davanti ad altre ragazze già maggiorenni. Inoltre sfilare per altri brand è sempre stato un po' il mio obiettivo e me ne sono sempre capitati di stupendi. Progetti per il futuro? Che cosa vuoi fare da grande? Vorrei entrare nel mondo del lavoro quasi subito, infatti già dalla prossima estate, quando avrò compiuto l'età minima, vorrei iniziare a lavorare come cameriera o gelataia. Poi, appena avrò superato la maturità, mi piacerebbe entrare già nel mondo del lavoro aziendale e avere le prime esperienze reali. Però una cosa è certa, se dovessi ascoltare il mio cuore, mi piacerebbe diventare una modella professionale o fotomodella e, a tempo pieno.